Prova, prova. Ok. Che si muove? Ok. Al pubblico anche qua? No, già restituito. Io ho fatto solo diretta. Ah sì, va bene, sì, no, quello lo faccio, sì. Va bene, ok. Ciao, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti alla terza gara di playoff di quarti di finale tra Fox Legnaro e Cittadella Hockey. Proseguiamo a dire il nome dei giocatori, iniziando dalla squadra ospite. Iniziamo con Capitan Roffo, numero 23, numero 4 Francon Matteo, numero 9 Tombola Michele, 17 Niceforo Francesco, 18 Sciuma Byron, 21 Lago Edoardo, 22 Panozzo Matteo, 38 Baldan Samuele, 78 Torni Tommaso, 81 Liever Edoardo, in porta Laner Ermanno e Frattini Tommaso, allenatore e coach Marubin Riccardo. Squadra Fox Legnaro che gioca in casa, numero 08 Ballan Filippo, 9 Carretta Giulio, numero 10 Masiero Giacomo, numero 13 Capitano 29 Vaglieri, 44 Rossi Alessandro, 45 Carron Davide, 46 Stricker David, 47 Veronese Jacopo, 54 Carron Daniele, 59 Zabbari Raffaele, 77 Zanetta Alberto, 88 Pietro Bommattia, in porta con numero 17 Peruzzi Marco e 34 Moradin Giacomo, allenatore Buzzi Alessio. Arbitrerà l'incontro i signori Grandini Alberto e Rigon Daniel. Ripetiamo, sarà la terza e ultima partita per queste due squadre nei quarti di finale. Chi vincerà potrà andare avanti e proseguire in semifinale contro Asiago, vincitrice contro lo scontro tra Asiago e Torre Pellice. Squadre pronte all'ingaggio a centrocampo. Squadre pronte, ingaggio centrocampo, Carron Daniele, Luca Roffo. Disco vinto dalla squadra di casa Legnaro. Masiero porta il disco, conduce, porta su in velocità, Cittadella che prova a fermarlo e riesce nell'intento. Intanto disco recuperato da Cittadella, il possesso a Baldan, Zanette che pressa Baldan in angolo, che scarica il proprio compagno Panozzo. Disco deviato e fermato senza nessun problema dal portiere Laner.
Si ripartirà quindi con un ingaggio in zona difensiva da parte di Cittadella. Ingaggio vinto da Legnaro, disco nelle mani di Masiero. Rallenta il gioco, si organizza il Legnaro, torna indietro di nuovo Masiero, provano un'uscita di zona, passaggio non riuscito, intercettato da Matteo Francon che porta sul disco a centrocampo, torna indietro, passaggio dall'altra sponda per Panozzo in angolo e il disco carambola fuori, quindi si ripartirà con un ingaggio a centrocampo. Intanto cambio delle linee per entrambe le squadre, ingaggio tra Lievere e Stricker. Disco vinto nuovamente da Legnaro, già siamo 3-0 per come ingaggi vinti. Tanto Veronese che gestisce il disco. Aspetta i propri compagni che si organizzano. Passaggio lungo per Ometto, non riesce a trovare un compagno, intanto Torni bravo a fermarlo, disco combattuto sempre tra Ometto e Torni, che ha la meglio il ragazzo di Cittadella che viene su con Tombolan, prova il tiro parato senza problemi da Peruzzi, finisce in angolo, ancora il disco per Tombolan, recupera Iron Schuma, frenata e riesce a liberare l'uomo, ancora disco possesso Cittadella, Schuma porta sul disco, prova il tiro a lunga distanza e viene deviato dal difensore di Legnaro, disco ancora in angolo, esce Pietro Bon, viene su in velocità, tiro sul secondo palo parato da Laner con lo scudo, disco in possesso a Cittadella che chiama il cambio. Schuma ancora col disco, nel frattempo c'è stato anche un cambio per Legnaro, Baldan gestisce dietro la propria porta, lascia il disco per Matteo Francon che sale in velocità, che viene fermato da Daniele Carron, passaggio per Roffo, prova il passaggio per Francon che non riesce a agganciare, infine ancora Francon, prova il passaggio per Roffo, vediamo se la passerà Baldan da solo, non riesce, intanto tiro e segna Daniele Carron, porta in vantaggio la squadra di casa per 1-0 a 3 minuti e mezzo all'inizio del primo tempo. Un bel tiro angolato sul secondo palo, raso terra. Quindi ingaggio a centrocampo, ingaggio non valido, quindi si ripeterà. Intanto scusate, saluto Marco Campulla che continua a darmi consigli. Zanette porta sul disco, salta Panozzo, prova a saltare anche il secondo uomo, non riesce. Tanto Baldan con il disco lascia sempre Panozzo in angolo, lascia Baldan dietro la propria porta. Dan lascia Roffo che viene bloccato, non ha spazio, lascia per Francon che gli viene rubato il disco, intanto Masiero prova il rovescio e carambola fuori il disco.
non riesce a trovare lo specchio della porta. Cittadella che ha fatto fatica a salire la propria metà campo. Si riparte nuovamente con ingaggio da centrocampo tra Lievore e Rossi. Ingaggio vinto da Cittadella. Intanto qualche battibecco a centrocampo, sempre tra i due ingaggisti. Sciuma, passaggio lungo per Lago. Lago ancora con il disco, guadagna un fallo. Un gancio al giocatore di Legnaro. Non ho visto chi, vediamo. Quindi 2 minuti a numero 59 Zavari di Legnaro, 2 minuti di penalità per gancio. Power play che dovrà essere sfruttato al meglio dal Cittadella per portare le squadre in parità. Ingaggio intanto vinto da Cittadella. Cittadella che schiera Francon, Tombolan, Roffo, Baldan, mentre Legnaro, Zanette, Masiero e Veronese. Roffo per Baldan, Baldan tira, viene bloccato da Zanette, ancora Baldan, passaggio per Roffo. Roffo prova il passaggio dietro per Baldan, ancora disco per Roffo, cerca Francon, tiro al volo di Baldan, non riesce a trovare lo specchio della porta. Intanto Tombolano ancora col disco per Francon, passaggio per Baldan, tiro al volo e becca Veronese in piena pancia, sicuramente si è fatto male, se l'ha sentito. Tanto Masiero da solo, Cittadella non riesce a rubare il disco. Ancora Masiero che porta a spasso i giocatori di Cittadella. Qualche lamentela da parte della squadra di casa, voleva un fallo. Tanto sul primo palo per Luca Roffo che sorprende Peruzzi. Cittadella che riesce a sfruttare questo power per riportare la squadra il match sull'1 pari a 14-23 alla fine del primo tempo. Quindi ingaggio a centrocampo, Cittadella che schiera la seconda linea mentre Legnaro la prima. Cittadella vince l'ingaggio, salta in velocità Masiero, Lago, prova il passaggio in centro per Lievore, non riesce a trovare l'uomo, intanto contropiede per Legnaro, disco che va a finire in angolo. Tanto ancora Legnaro che gestisce il disco, prova a entrare in velocità Daniele Carron, salta 2, secondo gol da parte di Daniele Carron. È riuscito a passare tranquillamente in mezzo ai giocatori di Cittadella e trovare la seconda rete personale di questa partita. E quindi porta in vantaggio Legnaro per 2-1. Quindi di nuovo ingaggio a centrocampo, disco vinto dalla squadra ospite. Panozzo porta indietro il disco, lascia Baldan che porta su per Francon, prova il passaggio troppo lungo per Baldan. Cittadella che sì, forse non sta giocando al meglio. Quindi ingaggio in zona offensiva di Cittadella, disco vinto da Cittadella, Panozzo per Francon, Francon porta il disco, salta, riesce a saltare il proprio uomo, prova il tiro ma non finisce in porta. Intanto disco alto per Vaglieri, Vaglieri, Masiero tira ma prende la rete fuori della porta. Tanto Francon sale, prova il tiro
che viene sporcato dal difensore di Legnaro. Disco combattuto in zona difensiva, Masiero con il disco che sfrutta il blocco di Carron, gestisce ancora Masiero con il disco e scarta Manno Laner, potere di Cittadella, e porta in vantaggio con un parziale di 3-1 per la squadra di casa. Cittadella che ha lasciato entrare senza problemi l'uomo per la seconda volta di fila. Vediamo se coach Marobin riuscirà a dare delle indicazioni ai propri giocatori. Quindi time out, intanto chiamato da Cittadella. Cittadella che deve cambiare modo di giocare, evidentemente hanno avuto gli ultimi 2 gol, avuto qualche problema in difesa. Quindi schierano le 2 squadre, le proprie seconde linee. Ingaggio tra Stricker e Lievore. Ingaggio nuovamente vinto da Cittadella, che sta migliorando dal punto di vista degli ingaggi. Cittadella che prova a chiamare un fallo che non viene fischiato dai giudici di gara. Intanto Cittadella porta sul disco con Tombolan, prova il tiro dall'ingaggio che viene parato di spalla da Peruzzi. Ometto prova il tiro da distante e viene parato da Ermanno. Ingaggio che ripartirà in zona di difesa per Cittadella. Disco vinto da Cittadella che sale in 2-1. Byron prova il tiro e tira fuori. Recupera quindi Legnaro. Ottima Veronica da parte di Pietro Bon che prova il tiro da fuori e viene fermato da difensori di Cittadella. Disco che finisce oltre le balaustre, quindi si ripartirà con un ingaggio in zona offensiva di Legnaro. Nel frattempo ci sono stato il cambio delle linee da parte di entrambe le squadre. Ingaggio vinto da Cittadella nuovamente. Prova il passaggio lungo per Francon, ma non riesce a agganciarlo. Intanto Masiero porta sul disco, prova a saltare Francon che riesce a bloccarlo. Vaglieri recupera a centrocampo, situazione di 3-2, Baldan che riesce a bloccarlo, prova a cercare il proprio compagno, non riesce a trovare. Tanto ancora Baldan prova il passaggio davanti a porta di Legnaro. Disco che arriva perfetto per Matteo Francon che tira al volo e riesce a sorprendere il potere di Legnaro. Quindi seconda rete per Cittadella e porta la partita 3-2 a 11 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Intanto time out chiamato dalla squadra di casa.
Cittadella che sì, dopo il time out è riuscita a trovare il gol, ha trovato la carica giusta, mentre il Legnaro cercherà di sfruttare questo time out al massimo. Intanto volevo far presente che nel frattempo si sta giocando anche la terza partita tra Verona e Edera Trieste, e con un parziale di 2-0 sta vincendo Verona. Intanto ingaggio centrocampo, disco che caramba era fuori, quindi si ripartirà nuovamente da un ingaggio a centrocampo. Legnaro che protesta, voleva sicuramente un ingaggio in zona offensiva. Disco vinto da Legnaro, Masiero con il disco, passaggio per Vaglieri che tira da distante, viene parato da Laner senza problemi. Ancora Francon alto per Baldan torna indietro, Panozzo prova a cercare Francon, passaggio troppo lungo e non riesce a giudicarsi il disco. Tanto tiro distante per Baldan che finisce fuori dallo specchio della porta. Vaglieri, passaggio per Masiero, Panozzo riesce a recuperare il disco su Masiero. Intanto situazione di 3-2 per Legnaro, passaggio dietro la schiena per Masiero e non riesce a trovare il compagno. Intanto Baldan, passaggio per Roff che tira al volo e fermato da Peruzzi. Disco ancora combattuto in angolo, passaggio lungo per Vaglieri che scarta il portiere e riesce a trovare il gol. Terza volta per Cittadella che non riesce, non sta facendo bene in difesa, senza ombra di dubbio. Non c'è stato un contrasto sul disco del giocatore di Legnaro. E sappiamo che insomma i giocatori di Legnaro si sono dimostrati essere ottimi realizzatori. Intanto ingaggio vinto da Cittadella che parte con Lago Lievore, prova a lasciare il disco al proprio compagno e finisce invece sulla stecca dei giocatori di Legnaro. Pietro Bon dietro la propria porta, fa passare il tempo. Passaggio lungo che viene intercettato da Lago, fermato successivamente da Ometto. Lago prova il tiro, fermato senza problemi da Peruzzi. Sperava sicuramente in un rimbalzo per il proprio compagno. Disco vinto da Cittadella, Lievore prova il passaggio per Byron Schuma che scarica Torni che tira e viene fermato dalla stecca di Ometto se non sbaglio. Veronese dietro la propria porta, viene pressato da Lago ed esce. Veronese prova il tiro a centrocampo e finisce in angolo. Disco combattuto e vinto da Cittadella. Lago perde il disco, recupera Pietro Bon, passaggio per Stricker prova il tiro, viene fermato senza problemi dai difensori di Cittadella.
Disco recuperato da Lago che prova il tiro da distanza e finisce in pancia il portiere del Legnaro. Nel frattempo cambio delle linee per entrambe le squadre. Ingaggio vinto da Legnaro con Zanette che porta il disco, viene pressato da Baldan e manda in confusione il ragazzo di Legnaro. Intanto Masiero porta avanti il disco in velocità, prova a saltare l'uomo, no, finisce per tenerselo, scarica per Daniele Carron. Dietro la propria porta, Cittadella che lascia spazio ai giocatori di Legnaro. Bravo Francon a farlo uscire, prova la pressione, intanto bravo Panozzo a fermare Carron. Intanto disco ancora Legnaro, Zanette viene pressato da Matteo Francon, bravo Francon a recuperare il disco. Zanette ancora non morde, disco combattuto che finisce sulla stecca di Panozzo. Francon lascia per Roffo e viene bloccato da Daniele Carron. Aldan gestisce il disco. Lascia agli Evore. Di nuovo per Baldan che viene pressato da Vaglieri in angolo. Intanto passaggio per Lievore che tira e viene fermato da Peruzzi. Disco combattuto in angolo tra meglio Lievore. Intanto Legnaro che si lamenta per un fallo di Baldan. Intanto sembrerebbe Masiero sembra che si sia fatto male. Uno scontro con il ragazzo di Cittadella, penso Lievore se non sbaglio. Qualche lamentela di casa. Intanto cambio linea per Legnaro che schiera se non sbaglio la terza. Ingaggio tra Rossi e Sciuma. Sciuma riesce, no, Rossi riesce a recuperare il disco. Ancora Rossi con il disco. Scarica per Carretta a centrocampo che salta proprio uomo, tira e parata di Ermanno Laner. Quindi nuovo ingaggio in zona difensiva di Cittadella, ingaggio vinto da Cittadella che finisce su area di porta e fermato da Ermanno Laner. Di nuovo ingaggio in zona difensiva di Cittadella, vinto da Legnaro. E fischio in contemporanea per Lievore, per Cittadella, mentre per la squadra di casa Rossi. Quindi sconteranno 2 minuti di penalità, siccome in contemporanea le squadre giocheranno ancora a 4 contro 4. Quindi si ritorna in 4 contro 4, ingaggio a centrocampo. Disco vinto da Cittadella. Panozzo trova Francon, riesce a saltare Masiero, lascia Roffo.
Roffo per Panozzo che tira da distante e trova la deviazione di Francon. Ancora Peruzzi riesce a dire di no. Un altro paio di lamentele. Speriamo non si sia fatto male Peruzzi. Intanto riprende fiato portiere di Legnaro, probabilmente si è preso una steccata o un disco in testa, quindi ingaggio zona offensiva di Cittadella. Disco vinto da Cittadella che prova subito il tiro Francon, non riesce a trovare lo specchio della porta. Roffo prova il passaggio centrale, non riesce a agganciare il proprio compagno. E stavolta una lamentela da parte di Cittadella. Intanto qualche battibecco tra Roffo e Vaglieri dalla prima partita che i due si sono trovati. Arbitri che decidono saggiamente di dare una penalità a entrambi, se non sbaglio. Vediamo le scelte finali. Direttore di gare che decidono quindi penalità contemporanea. Quindi si ripartirà in 4 contro 4 e ingaggio a centrocampo. Un po' di agitazione comprensibile. Ingaggio vinto da Cittadella. Inizia a essere affollata qua la panca Puniti. Baldan con il disco, prova il passaggio lungo, trova Panozzo che viene agganciato forse da Carron. Intanto Francon prova il passaggio centrale per Tombolan che non riesce a trovare il disco. Zanette recupera, porta sul disco, centrocampo, tiro ma parato senza problemi da Ermanno Laner. Ingaggio, si riparte in zona offensiva di Legnaro, il disco vinto da squadra di casa. Masiero si ferma e lascia a Zanette. Tombolan che pressa dietro la porta di Legnaro, intanto ancora Zanette senza problemi, scarica per Masiero. Masiero sale, decide di tornare indietro e far passare il tempo. Ancora Masiero sale in velocità, prova il passaggio centrale fermato dal giocatore di Cittadella. Fischio, gioco fermo, suppongo qua porta spostata, quindi gioco fermo e si riparte ancora con un ingaggio offensivo in zona di Legnaro. Cittadella si ha corto di giocatori.
e coach Marubin decide di lasciare in campo Matteo Francon all'ingaggio. Ingaggio vinto da Legnaro, recupera Veronese che viene pressato da Lago, esce ancora col disco Veronese, Lago combatte duramente e riesce a recuperare il disco combattuto zona centrocampo. Alla meglio Cittadella con Torni scarica per Francon, finta di tiro, disco che finisce fuori dalla porta. Si ritrova ancora il disco sulla stecca Matteo per la seconda volta, ancora Peruzzi riesce a dire di no. Byron recupera ancora per Francon, bravo Pietro Bona andare subito sull'uomo. Disco recuperato da Francon che si ferma in centrocampo, lascia saggiamente indietro per Torni. Passaggio per Francon, torna indietro. Pietro Bon di velocità va a pressare, continua ad avere il disco Cittadella. Baldan sale, tiro deviato. Ancora Baldan che non riesce a tirare. Veronese porta su, tiro da distante e finisce con un rimbalzo per Omette che non trova lo specchio della porta. Tanto disco fermato e preso da Lievore e da Laner. Ancora un paio di spintoni. Intanto rientrano i giocatori delle scorse penalità che appunto sono entrati a gioco fermo, quindi compagni al completo. E ritorna Francon in campo dopo un cambio bello lungo. Ingaggio Baldan Carron, disco vinto da Cittadella. Panozzo con il disco, scarica per Francon che tira e trova il gol dalla lunga distanza. Francon che porta il match sul 4-3 a 2 minuti e 38 secondi dalla fine del primo tempo. Cittadella, bravo Cittadella a non perdere il colpo. Partita intensa e sempre lì col risultato. Speriamo possa continuare così. Tanto disco vinto da Cittadella che trova di nuovo il gol Tombolan, disco che dall'ingaggio finisce in zona difensiva di Legnaro. Tombolan si è fatto trovare pronto e è riuscito a scartare il portiere di casa e quindi Cittadella che porta il pareggio. 4-4, 2 minuti e 34 secondi alla fine del primo tempo. Ingaggio quindi nuovamente a centrocampo. Ingaggio tra Lievore e Pietro Bon, vinto da Legnaro. Scarica per Veronese. Ancora Veronese con il disco. Decide di rimanere dietro la propria porta. Non riesce a trovare nessun compagno libero. Ancora Veronese.
rimane là, non riesce a trovare nessun compagno libero. Ancora Veronese che lascia Pietro Bon, bravo Torni a recuperare il disco su Pietro Bon, tanto Byron Schuma, disco in angolo combattuto, preso da Lago che prova a saltare Ometto e viene fermato. Jevore che scarica per Lago che tira da lunga distanza, stava per avere un rimbalzo a favore Cittadella. Pietro Bo intanto tira sui pattini di Schuma che riesce a fermare il passaggio di Pietro Bo, e intanto Cittadella che guadagna un fallo. Cittadella guadagna un fallo, 2 minuti a Pietro Bon per gancio con bastone, se non sbaglio. Qualche lamentela di casa e si ripartirà con un ingaggio zona offensiva per Cittadella con un power play giocato sempre dai soliti 4: Tombolan, Baldan, Roffo e Francon, mentre il penalty di Legnaro con Masiero, Zanette e Veronese. Roffo col disco dietro la propria porta, cerca un passaggio, non riesce a trovarlo, viene fermato da Zanette. Disco ancora dietro la porta di Legnaro, Zanette porta sul disco, viene fermato da Baldan. Disco recuperato da Cittadella, Francon, passaggio a Baldan. Baldan cerca, non trova l'uomo, Francon che non riesce ad agganciare il disco, il tiro al volo. Baldan, passaggio per Tombolan che non riesce a trovare lo specchio della porta, tanto sempre Tombolan. Passaggio per Francon, tiro al volo per Baldan che sfarfalla fuori dalla porta. Masiero con il disco, squadra di casa che cerca un fallo, non riesce a trovarlo. 3 secondi dalla fine del primo tempo, tiro di Baldan al volo e finisce il primo tempo con un parziale di 4-4 e ancora 50 secondi di power play per Cittadella. Ancora delle lamentele in casa Legnaro. Partirà così 10 minuti di pausa e ci troveremo tra poco.
Eccoci e bentornati all'inizio del secondo tempo tra la partita tra Legnaro e Cittadella. Sì, con un parziale di 4-4 e Cittadella che parte con un power play. Calcio a centrocampo vinto dalla squadra ospite. Baldan con il disco. Sempre gli stessi uomini schierati sia per Cittadella che per Legnaro, rispettivamente per il power play e per il penalty. Baldan tira e viene deviato dalla stecca del giocatore di Legnaro e il disco che finisce fuori dal campo. Disco deviato e quindi ingaggio in zona offensiva di Cittadella. Tombolan che scivola all'ingaggio. Tanto Roffo vince di nuovo l'ingaggio fondamentale. Baldan con il disco scarica per Francon che prova la deviazione di Roffo e finisce sui gambali del portiere di casa. Tombolan prova il passaggio centrale deviato dai giocatori di Legnaro. Tiro one timer di Matteo Francon, disco però che stava sfarfallando. Intanto Francon che prova di nuovo la deviazione di Roffo, entra nel frattempo Pietro Bon, quindi squadra al completo. Roffo disco in angolo, prova il passaggio per Tombolan, centrocampo. Tombolan che passaggio sporco per il compagno che viene agganciato da Masiero. Squadra di casa che si lamenta di una steccata da parte di Tombolan. Intanto Roffo scarica Francon, non riesce a agganciare il disco. Ora disco per Tombolan, deviato il passaggio Zanette che lascia Masiero in angolo. Disco combattuto alla meglio Baldan. Arriva intanto Roffo, prova a scaricare dietro la porta, recupera Masiero con subito un passaggio per Pietro Bon che riesce a tirare al volo ma non aggancia la porta. Tanto Zanette fa cambiare la propria squadra e anche quella di Cittadella. Sale Stricker che tira da distante uno slap che finisce fuori dalla porta. Veronese che recupera, prova, sale, bravo Schuma a recuperare il disco. 2-1 per tira Byron, ma bella parata del portiere di casa. Recupera intanto Pietro Bon. Schuma che pressa giocatore di Legnaro. Legnaro con Pietro Bon dietro la propria porta, aspetta un'uscita di zona. Pietro Bon ancora là, intanto trova il passaggio per Rometto che tira zona ingaggio e viene parato senza problemi. Ancora Rometto con il disco, passaggio per Pietro Bon che viene fermato da Byron. Disco in angolo, arbitro che decide di fischiare. Intanto sì, qualche situazione un po' fisica. Disco comunque fermato e si ripartirà con un ingaggio in zona difensiva di Cittadella. Comunque sì, non è successo niente, quindi si riparte senza penalità e ingaggio con Roffo e Carron Daniele. Disco vinto da giocatore di casa. Baglieri prova a scaricare dietro, trova Zanette in angolo. Ancora Zanette, bravo Panozzo, apre col pressing, recupera Baldan, prova il passaggio per Roffo, invece trova l'avversario Zanette. Carron, passaggio per Vaglieri che sale,
prova, salta l'uomo, salta Panozzo e tira, bella perata di Ermanno Laner, disco nuovamente in angolo che finisce fuori dal campo e quindi nuovamente ingaggio in zona offensiva della squadra di casa. Disco vinto da Cittadella. Zanette prova il passaggio per Vallieri che tira da distante e non trova il rimbalzo lasciato dal portiere della squadra ospite. Baldan dietro la propria porta, aspetta che i propri compagni si organizzano per un'uscita di zona. Legnaro che decide di non pressare, tanto scorre il tempo. Baldan lascia il disco a Francon, Carron che si fa trovare pronto su di lui e recupera il disco. Passaggio per Vallieri passa per Carron che non riesce ad agganciare, si sarebbe trovato a porta libera. Intanto Roffo scarica dietro per Francon per Baldan per Roffo si scontra con Masiro. Roffo recupera ancora il disco, Masiro, passaggio per Vallieri che tira e segna e porta in vantaggio la squadra di casa con un parziale di 5-4 a 14 minuti e 50 secondi dalla fine del secondo tempo. Cittadella che si lamenta di un fallo non chiamato in zona difensiva sul capitano Roffo. È stato comunque un episodio decisivo con la caduta di Roffo. L'uomo di Legnaro si è ritrovato da solo e ha sfruttato al meglio l'occasione. Intanto ingaggio centrocampo vinto da Legnaro. Cittadella che è in svantaggio di un gol. Intanto Ometto, tiro sul primo palo e sorprende Ermanno Laner sul primo palo, appena detto. E quindi 14 minuti e 38 secondi dalla fine del match si porta in vantaggio di 2 gol la squadra di casa. Cittadella intanto che decide di non chiamare nessun time out. Ingaggio centrocampo vinto nuovamente da Legnaro. Cittadella che adesso sotto di 2 gol dovrà iniziare a spingere. Disco in angolo, recupera Lago, viene fermato da Pietro Bon, disco per Lievore che riesce a rubarlo a Veronese, prova il tiro sul primo palo, fermato senza problemi dal portiere di casa. Qualche lamentela in casa Legnaro di qualche steccata di troppo probabilmente. Ma niente di fatto, quindi si riparte con un ingaggio in zona offensiva per Cittadella. Ancora qualche discussione con arbitro Grandini. Entra nel frattempo Masiro dal cambio per Stricker. Ingaggio vinto da Cittadella con Baldan che prova il passaggio per Francon per il tiro al volo ma viene fermato. Ancora Francon, disco che finisce in angolo contrastato con Vallieri. Fallo guadagnato per Cittadella
per Legnaro, fallo di Matteo Francon. E quindi partirà Legnaro con su una situazione di power play. Intanto arbitro decide di dare 2+2 a Matteo Francon. Situazione sì, non delle migliori per la squadra ospite, che dovrà affrontare un penalty lungo 4 minuti. Tanto arbitri che chiarificano la situazione agli allenatori di casa. E quindi si parte con il penalty e quindi in situazione di power play per Legnaro. Ancora 13 minuti e 49 secondi da giocare. Cittadella che schiera Baldan, Tombolan e Panozzo, mentre Legnaro con il primo power play della partita, se non sbaglio, con Pietro Bon, Stricker, Daniele Carron e ovviamente Giacomo Masero sempre presente. Stricker per Masero, Masero prova il passaggio per Carron che non aggancia, intanto Panozzo porta sul disco, scarta un uomo, decide di passare a Tombolan che si trova da solo e tira dall'istante e Peruzzi ferma il disco. Quindi ingaggio in zona difensiva per Legnaro, vinto dalla squadra di casa. Masero porta sul disco, lascia Carron, Carron prova il passaggio per Pietro Bon e trova invece Panozzo. Ancora 3 minuti e 8 secondi il power play. Masero passa con Pietro Bon, Stricker per Masero che prova la deviazione per Carron. Ottima parata per Mannolaner, intanto Panozzo porta su e trova il gol Cittadella in penalty, se non sbaglio. Squadra di casa che si lamenta. Bravo Cittadella a sfruttare questa occasione, intanto gli arbitri stanno decidendo se convalidare il gol oppure no. E i direttori di gara decidono di accettare il gol e quindi bravo Cittadella in situazione di inferiorità numerica a trovare il gol e portare un parziale di 5-4 e ridurre le distanze di un gol. Intanto viene chiamato per la porta di Ermanno Laner, si lamenta di un'area bagnata, quindi 6-5 per la squadra di casa, 12 minuti e 38 secondi alla fine della partita, ancora 2 minuti e 49 secondi alla fine del power play per Legnaro.
quindi sì, Cittadella che non deve demordere, hanno ancora parecchio tempo da scontare in inferiorità numerica. Quindi porta asciugata e si riparte con ingaggio a centrocampo. Ingaggio vinto per Cittadella con Tombolan che porta indietro il disco. Tombolan prova a passare l'uomo, non riesce, si allunga troppo il disco. Stricker passa a Carron Masero. Masero Stricker prova il tiro e fermato in due tempi da Ermanno Laner. Masero tira e ottima giocata di Baldan che girandosi riesce a deviare il tiro di Masero che finisce sul tetto del campo e quindi ingaggio in zona offensiva di Legnaro che schiera sempre gli stessi giocatori e anche Cittadella. Baldan che recupera il disco ma successivamente lo perde. Masero, passaggio per Pietro Bon, bravo Laner che si fa trovare pronto sul secondo palo. Intanto recupera Legnaro con Baglieri che ha cambiato Stricker. Tombolan che intanto Pietro Bon prova il passaggio per Carron scarica dietro per Masero gestisce, prova il passaggio, Tombolan devia e finisce dietro la porta del Cittadella. Disco Pietro Bon prova il passaggio centrale, non riesce a trovare il proprio compagno, intanto Tombolan e squadra ospite che si lamenta a Tombolan. Baldan si ritrova per terra, probabilmente una steccata in faccia. Arbitri sì che dovevano fischiare appena la squadra di Cittadella ha guadagnato il disco. Ultima azione, abbiamo visto comunque vari giocatori scivolare. Speriamo non riduca il livello di gioco di entrambe le squadre. Ingaggio a centrocampo tra Capitan Roff di Cittadella e Pietro Bonmattia di Legnaro. Ingaggio vinto da Roffo, Lago porta sul disco Roffo che chiama il passaggio ma non riesce a trovare il compagno, prova il passaggio troppo tardi, viene recuperato da Masero. Carron prova il tiro sotto le gambe, bravo Laner a farsi trovare pronto. Intanto Pietro Bon, passaggio per Masero gestisce, rallenta il gioco, chiama il passaggio Pietro Bon, ancora per Masero, passaggio per Baglieri che ferma il disco, che passa a Carron, bravo Lago a fermare la stecca del giocatore avversario. Masero crea una superiorità di 3-2. Carron passa per Masero, Carron ancora per Masero, flip per Pietro Bon che tira e viene fermato da Laner per un soffio, direi. Intanto Lago, Pietro Bon non riesce a agganciare il passaggio alto di Masero, 8 secondi alla fine del power play di Legnaro. Masero ancora con il disco, entra Francon e quindi 4-4, parte Francon, scarta Masero, prova tiro di rovescio ma finisce sulla rete esterna. Intanto 3-1, prova il passaggio centrale, bravo Pietro Bon a fermare il disco. Guarda lui! Baglieri lascia, scarica dietro, disco combattuto tra Francon e Pietro Bon se non sbaglio.
arbitri che decidono di non fischiare ancora. Disco che esce, viene preso da Francon, prova il tiro ma non riesce. Masiero, passaggio per Ometto, tira, bravo Lanner a fermare il tiro di Ometto. Intanto qualche lamentela in casa Legnaro. Baldan prova il passaggio per Francon, si arriva a Tombolan che tira, bravo, portiere di Legnaro a farsi trovare pronto. Masiero porta avanti il disco, passaggio per Pietro Bon che tira dalla balaustra, fermato da Ermanno Lanner. Ancora Cittadella sotto di un gol, Pietro Bon prova il tiro, viene fermato dai difensori di Cittadella. Masiero prova il tiro centrale, un po' di confusione in questi ultimi minuti di gioco, con un continue azioni da entrambe le squadre. Legnaro che si lamenta nuovamente per uno scontro non fischiato. Ometto e Francon in angolo. Francon che cade a terra e rimane. Speriamo non si sia fatto niente. Vedo che si copre la testa. Intanto Cittadella guadagna un power play a 7 minuti 55 alla fine del secondo tempo. Scusate. Doppio fallo per Legnaro e si giocherà quindi un 4 contro 2 a favore della squadra ospite. Esce quindi in capitano e se non sbaglio Veronese e saggiamente la squadra di Cittadella decide di chiamare un time out. Quindi stavolta situazione non favorevole sicuramente per la squadra di casa, una testa dopo i 4 minuti che hanno giocato in power play. Adesso giocheranno in penalty il Legnaro con solamente 2 uomini in campo, mentre Cittadella che potrà sfruttare tutti e 4 i propri giocatori. Vediamo se Cittadella riuscirà a sfruttare questo vantaggio. Entrano in campo i giocatori delle rispettive squadre. In penalty abbiamo Masiero e Pietro Bon, mentre in power play per Cittadella abbiamo sempre i soliti 4, quindi Francon, Baldan, Tombolan e Roffo. Ingaggio in zona offensiva di Cittadella tra Roffo e Pietro Bon. Disco vinto da Cittadella. Francon, passaggio per Tombolan, Francon per Baldan, tiro al volo di Francon e trova la rete sul primo palo. Peruzzi che non riesce a fare un tiro perfetto, direi, da parte di Cittadella. Passati solamente 9 secondi di gioco e quindi dopo il gol entra giocatore di Legnaro, quindi situazione nuovamente di power play, ma Legnaro potrà schierare un giocatore in più.
quindi intanto 6 pari a 7 minuti e 44 alla fine del match. Fallo chiamato, ostruzione per Baldan. Quindi sì, 4-3 non sfruttata al meglio. Sì. Adesso le due squadre giocheranno un 3 contro 3 per 1 minuto e 44 secondi. Ovviamente lamentele per la squadra ospite. E esce Baldan che dovrà rimanere fuori per 2 minuti. Legnaro che potrà sfruttare un'occasione di power play solamente per 16 secondi. E quindi 3 contro 3. Cittadella che lascia in campo i 3 ragazzi del power play, mentre Legnaro schiera Carron Daniele, Masiero e Pietro Bon. Vantaggio vinto per Cittadella, Roff che esce, entra Panozzo, Francon disco a propria porta, fa passare il tempo, lascia che i propri ragazzi si organizzano. Legnaro che decide di non pressare. Francon muove il disco, si ferma, torna dietro la propria porta. Legnaro ancora che decide di non pressare. Intanto Bolan porta sul disco, tira fuori dalla porta. Tanto Masiero viene su, prova a scartare ma non riesce ad agganciare il disco sul secondo palo. Intanto il disco che finisce sulle grinfie di Ermanno Laner che blocca. Quindi si ripartirà con un ingaggio in zona offensiva di Legnaro. Nel frattempo c'è stato il cambio di Schuma per Tombolan, mentre Legnaro lascia i propri uomini in campo. Masiero ancora con il disco, passaggio per Pietro Bon che prova il tiro al volo, disco che sfarfalla. Tanto Schuma, Panozzo, disco combattuto con Masiero, ancora disco in angolo, Byron che lascia il disco per Francon, 1-1, prova il tiro su Daniele Carrone. Francon che prova la finta e non riesce ad alzare il disco, quindi finisce sui gambali di Peruzzi. Ancora 14 secondi per la penalità di Legnaro, mentre come abbiamo detto 30 per quella di Cittadella. Ancora 3-3, ingaggio in zona offensiva per Cittadella, disco vinto da Masiero con il disco che terrà il disco fino all'inizio del power play sicuramente. Ecco che entra il quarto uomo in campo per la squadra di casa. Masiero porta sul disco, Masiero prova il tiro, che bravo Laner a farsi trovare pronto anche sul rimbalzo di Carrone. Intanto Baldan entra per la squadra di Cittadella e Masiero con un altro tiro, prova un altro tiro ma Ermanno si fa trovare pronto, finisce sulla pancia di Ermanno. E quindi 5 minuti e 34 alla fine del match.
si torna in 4 contro 4. Ingaggio vinto da Ometto. Baldan con il disco. Torna su dietro la propria porta. Prova il passaggio lungo per Sciuma, il tiro di testa, occasione per Cittadella. Gioco fermato giustamente dopo il tiro finito sulla maschera dei Peruzzi. Probabilmente si è sentito che coach Mauro Bin ha detto che Baldan ha un polmone d'acciaio, quindi lo lascia dentro. Probabilmente farà doppio cambio. Ingaggio intanto in zona offensiva per Cittadella, vinto dalla squadra di casa che porta Veronese dietro la propria porta. Ancora Veronese. Veronese che aspetta di trovare un compagno libero, di fare una bella uscita di zona. Intanto Ometto che si è scambiato con Veronese. Pietro Boni in velocità prende il disco, prova a salire, non trova spazio e decide di tornare indietro. Quindi adesso abbiamo Pietro Boni dietro la propria porta. Ancora Pietro Bon. Giocatori di Legnaro che provano a organizzarsi. Ancora Pietro Bon, non trova spazio, nessun compagno libero, quindi decide di tornare indietro. Lascia Stricker, passaggio lungo per Ometto che non riesce ad agganciare, quindi recupera Cittadella con Tombolan pressato da Ometto. Bravo Ometto a far perdere il disco al ragazzo di Cittadella. Intanto Ometto prova il passaggio centrale, non riesce, viene fermato da Lievore. Ancora Sciuma porta sul disco, scarica Lievore prova il tiro che viene deviato dietro la porta di Legnaro. Disco ancora combattuto, forse qua l'arbitro poteva fischiare un passaggio di mano. E tanto tiro di rovescio e Tombolan trova il gol. Peruzzi si è ritrovato probabilmente inaspettato probabilmente questo tiro. Un tiro probabilmente solitamente insolito di rovescio da quella posizione là. E bravo Tombolan a trovare il secondo palo. Un tiro perfetto, direi. Quindi Cittadella che si porta in vantaggio di un gol con un 7-6 a 3 minuti e 26 secondi alla fine del match. Quindi ingaggio centrocampo con le rispettive prime linee di entrambe le squadre. Ingaggio vinto da Legnaro. Masiero prova per Carron Masiero sale, bravo Roff a fermarlo. Tanto Francon sale con il disco. Cittadella che può provare a fare possesso, mentre Legnaro lo dovrà sicuramente pressare alla morte. Tanto ancora disco Cittadella, Roff prova il passaggio per Francon che non aggancia. Bravo Carron a recuperare il disco, passaggio per Masiero, torna ancora Carron, passaggio per Vaglieri che prova il tiro, Laner si fa trovare pronto, intanto disco dietro per Masiero Zanette, passaggio per Vaglieri, ancora Vaglieri, Panozzo riesce a fermarlo, però bravo Masiero a recuperare di nuovo il disco. Intanto un tiro fermato dal difensore di Cittadella. Vaglieri col disco
prova il tiro dalla distanza e rimbalzo trovato da Vallieri, che non ci pensa due volte e infila il disco in rete, e quindi mi sembra 1 minuto e mezzo dal gol precedente Vallieri riesce a portare le due squadre in parità con un 7-7 e nel tempo time out chiesto dalla squadra di casa. Intanto segnalo la vittoria contro l'Edera Trieste per 3-0. Quindi 2 minuti ancora da giocare e 7 pari. Ottimo, bellissima partita devo dire, combattuta sicuramente. Diciamo che un 7 pari non si vede spesso. Giocatori che intanto si riposano ancora 10 secondi alla fine del time out. Vallieri che sicuramente ha fatto un grande favore per Legnaro. Adesso le due squadre in parità, le due squadre non dovranno sbilanciarsi troppo. Quindi ingaggio a centrocampo. Legnaro che schiera Vallieri, Pietrobon, Zanette e Masero, mentre Cittadella, Roffo, Francon, Baldan e Panozzo. Disco vinto da Cittadella. Qualche in squadra di casa. Tanto Panozzo gestisce dietro la propria porta. Panozzo prova il passaggio lungo che viene deviato da Legnaro. Legnaro recupera con Masero. Masero porta sul disco. Pressato da Roffo, lascia per Vallieri. Vallieri che tira, il disco che finisce fuori dallo specchio della porta. Recupera ancora Vallieri in angolo che passa Zanette. Zanette gestisce il disco, cerca un passaggio, trova Masero. Masero che sale, prova il passaggio per Pietrobon. Occasione pericolosissima. Disco che viene fermato dal portiere di Cittadella. Intanto Zanette prova il passaggio per Vallieri, ma trova Francon che sale, cerca un passaggio che non trova, allora decide di scartare Zanette. Ancora Francon, passaggio dietro, ma finisce per colpire qualcuno in panca di Legnaro. Quindi giustamente viene fermato il gioco e si ripartirà con un ingaggio a centrocampo. Ingaggio vinto da Legnaro. Pietrobon che salta l'uomo, non riesce però a saltare il secondo. Intanto disco fermato da Peruzzi. Ingaggio zona offensiva per Cittadella. Pietrobon alla meglio all'ingaggio, disco per Zanette, ancora Zanette, bravo Baldan a recuperare il disco. Panozzo può passarla per Roffo, ma decide di tirare da lunghissima distanza e trovare un gol inaspettato. Disco che finisce raso terra sul secondo palo nella porta di Peruzzi. Mancano ancora 33,6 secondi alla fine del match. Cittadella che sicuramente adesso non deve dare tutto per tenere il risultato di 8-7. Dovranno giocare
fino alla fine. Intanto Legnaro che decide di schierare un uomo in campo in più e portare Peruzzi in panchina. Ingaggio vinto da Legnaro, Masiero che prova, non riesce a fare il tiro, Sbaglieri che tira a porta vuota ma finisce fuori dallo specchio della porta. Intanto un po' di confusione, disco recuperato da Masiero, Pietrobon, Masiero che tira da distante, viene deviato da Carrone che finisce fuori dallo specchio della porta. Disco ancora per Legnaro con Vaglieri, Tombolan che scarica e finisce così la terza e ultima partita di quarti di finale tra Cittadella e Legnaro, con un risultato finale di 8-7 per la squadra ospitante, per la squadra ospite, e quindi Cittadella si aggiudica la semifinale che giocherà contro Asiago. Legnaro invece proseguirà con le prossime partite contro Torre Pellice, se non sbaglio. È stata, sì, bravi, un ottimo livello, insomma, dai, le due squadre ci hanno intrattenuto fino agli ultimi secondi della terza partita di playoff. Un risultato sempre in bilico, ricordiamo prima partita finita se non sbaglio 5-4 per Cittadella, seconda partita invece 2-1 per Legnaro e questa 8-7 per Cittadella. E quindi finisce così la partita e io vi saluto qui. Nel frattempo saluto fra le due squadre. Bravo Legnaro, sicuramente ha fatto un'ottima prestazione. E niente, quindi vi lasciamo e buona serata a tutti. A presto.